Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Continua la nostra carrellata attraverso il Veneto per conoscere i prodotti DOP e IGP della nostra regione, quindi il meglio del nostro agroalimentare. Stiamo venendo avanti anche rispettando un po' la stagionalità, è autunno e quindi questo è il periodo dei marroni. Ricordiamo che nella nostra regione ci sono ben 3 denominazioni: Combai, Monfenera e San Zeno in provincia di Verona. E in questa puntata proprio arriviamo in provincia di Verona, siamo con il presidente del consorzio di tutela dei marroni di San Zeno DOP, Simone Campagnari. Buongiorno presidente. Buongiorno. Le chiedo immediatamente dov'è che si produce, dov'è San Zeno, dov'è che si produce i marroni di San Zeno, dove si producono? Il marrone San Zeno viene prodotto su tutto il Monte Baldo veronese, che si trova sul fianco tra il lago di Garda e il fiume Adige, al nord della provincia di Verona. Bene, senta presidente, noi adesso La zona principale è il comune di San Zeno, ovviamente. sì. Noi adesso ci vediamo una scheda tecnica e poi rientriamo in studio. Prego regia. Il marrone di San Zeno DOP viene prodotto in un'area comprendente parte dei comuni di Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, Ferrara di Montebaldo e San Zeno di Montagna, in provincia di Verona. Nella comunità montana del Montebaldo, la castagnicoltura ha rappresentato nei secoli passati una risorsa economica molto importante. Basti pensare che i primi riferimenti storici sulla coltivazione del castagno in questo territorio risalgono al Medioevo. Alcune testimonianze scritte, risalenti al XII secolo, menzionano le zone di produzione attraverso gli estimi catastali, descrivendo il prosperoso sviluppo dei castagni e i metodi di raccolta e commercializzazione dei marroni nei mercati settimanali. A partire dagli anni '20 del secolo scorso prese il via, nel comune di San Zeno di Montagna, la tradizionale sagra del marrone, che è giunta fino ai giorni nostri. Come da disciplinare, i castagneti del marrone di San Zeno DOP devono essere localizzati tra i 250 e i 900 metri sul livello del mare, mentre la raccolta può essere effettuata a mano o con mezzi meccanici idonei, tali da salvaguardare l'integrità sia della pianta che dei frutti. Prima della commercializzazione, i frutti vengono sottoposti alle tradizionali tecniche di conservazione, quali la novena e la rissara. La novena consiste nel prolungare la cosiddetta cura dell'acqua, tenendo in immersione i frutti per 9 giorni, cambiando parte o tutta l'acqua ogni 2 giorni, senza aggiunta di nessun additivo. La rissara invece consiste nell'accumulare all'aperto i frutti e i ricci per 8-15 giorni. Il marrone di San Zeno DOP presenta una pezzatura medio-grossa e una buccia esterna di colore marrone chiaro, sottile, lucida, con striature più scure. La polpa è di colore giallo paglierino, lievemente corrugata, pastosa e gradevolmente dolce. Il marrone di San Zeno DOP può essere consumato fresco, arrostito o lessato, oppure trasformato. Può essere impiegato anche per la preparazione di dolci, come il castagnaccio o per ottenere pane, pasta e polenta. Il piatto più caratteristico, che prevede l'impiego del marrone di San Zeno DOP, è comunque il minestrone di marroni, variante montanara della classica zuppa di fagioli veneta. Ricordiamo infine che il marrone di San Zeno DOP è ricco di amido e apporta al nostro organismo un buon contenuto di calorie, proteine, sali minerali e vitamine. È dunque un prodotto nutriente, energetico e sano. Bene, rientriamo in studio. Ricordo che siamo in collegamento con il presidente del consorzio di tutela dei marroni di San Zeno, in provincia di Verona, San Zeno DOP, Simone Campagnari. Presidente, questo è il periodo della produzione, quanti marroni mediamente ogni anno si producono nella zona di San Zeno? Sono piccole produzioni, una produzione di grande qualità. La nostra produzione si aggira sui 200, 300, 400 quintali di marrone certificato e dopo ce n'è ancora una gran parte che non è certificato. Oppure ci sono dei castagneti che non sono più coltivati, che sono stati abbandonati tanti anni fa e adesso difficilmente si riesce a recuperarlo.
È una zona incantevole non solo per la produzione di un prodotto speciale qual è il marrone di San Zeno DOP, ma proprio anche sotto il profilo paesaggistico. Vale la pena venire da quelle parti per conoscere quei luoghi, vero? Ma certo, come tutta la montagna veneta, è una montagna fatta di castagni, di prati, pascoli e nient'altro, quindi un'agricoltura naturale, senza tecniche intensive di produzione, e in particolare il marrone è proprio il frutto del bosco, più naturale, più biologico del marrone, penso che non ci sia altro. Senta Presidente, il marrone di San Zeno ha ottenuto la DOP nei primi anni 2000-2003 mi pare. Per quale motivo l'Unione Europea ha ritenuto di riconoscere la DOP al marrone di San Zeno? Perché è un prodotto molto particolare, legato proprio alla zona, alla tipicità della zona, grazie anche all'influenza del lago e alle caratteristiche del terreno, ma in particolare penso alla varietà che è stata selezionata negli anni, varietà marrone di San Zeno proprio, che è una varietà di una pezzatura medio-rossa, però di grande qualità, un gusto particolare che si adatta moltissimo come caldarosta e si sposa benissimo anche in cucina. Nei ristoranti locali viene fatto il menù di castagne che viene proposto ai clienti durante tutto l'autunno. Ecco, quindi quella quantità di cui lei faceva cenno poco fa, quei 200, 300, 400 quintali a seconda della stagione, immagino che si esauriscano attraverso le feste, i ristoranti della zona, perché la quantità è veramente limitata, mi pare. Certo, la principale vendita del prodotto viene fatta durante la festa del Marrone di San Zeno, che fortunatamente quest'anno riusciamo a riproporre all'aperto naturalmente, e dopo una parte del prodotto viene venduta nei supermercati della provincia di Verona. E quanti sono i produttori del marrone di San Zeno? I produttori sono 30-35 aziende, agricole, dedicate principalmente all'allevamento, ma anche piccoli produttori che fanno un altro lavoro, che però il fine settimana e in questo periodo, tutti i giorni, fanno la produzione del castagno, del marrone. Ecco, e com'è che si annuncia quest'anno la raccolta? Ma sembrava abbastanza compromessa per colpa della siccità che abbiamo avuto, mentre adesso si è ripresa, ci sono state parecchie piogge e quindi si sta rimettendo molto bene. Adesso abbiamo una buona produzione e dovrebbe essere anche di grande qualità quest'anno. Ho capito. Bene, ascolti Presidente, noi abbiamo concluso, credo che col poco tempo che abbiamo a disposizione abbiamo fatto un po' il quadro di questo prodotto, un prodotto veramente eccezionale, uno dei tre marroni, e ricordo Combay, Monfenera e San Zeno in provincia di Verona, quindi la nostra regione ha ottenuto dall'Europa, dall'Unione Europea ben 3 riconoscimenti per i nostri marroni, quindi anche a testimoniare la tradizione che c'è sempre stata nei nostri territori veneti per quanto riguarda la castagnicoltura. Ringraziamo il Presidente Simone Campagnari che è stato con noi oggi e che ci ha aiutato a fare luce su questo prodotto, il marrone di San Zeno DOP. Presidente, grazie, e buon lavoro e buona raccolta, e un arrivederci a tutti i nostri ascoltatori.